Buonasera e ben trovati al Palaneolù di Mantova per il recupero di Mantova Savia Testa contro Real San Giuseppe Vesuviano. Gli arbitri dell'incontro sono Di Lorenzo, sezione di Brindisi, Suelotto, sezione di Bassano, e al tavolo Genoni, sezione di Busto Arsizio. Mantova nono in classifica, 21 punti, Real San Giuseppe 13° con 15 punti ma con 4 gare da recuperare. Mantova che ha interrotto il digiuno di vittorie proprio lo scorso sabato, sempre al Palaneolù di Mantova, e poi avrà ancora occasione di giocare in casa sabato prossimo, quindi 3 partite di fila tra le mura amiche per il Mantova di Mister Jeffe, mentre Real San Giuseppe viene da 7 sconfitte consecutive, ma ha cambiato l'allenatore, è arrivato Fernandez che proprio sabato scorso ha sì perso, ma 3-1 contro la capolista Acqua e Sapone, quindi già un buon risultato, una sconfitta, ma combattuta la partita tra Real San Giuseppe e Acqua e Sapone. Partirà il Mantova in maglia bianca con banda trasversale rossa, c'è il capitano Sutton pronto. Suelotto fischia l'avvio della gara, subito Mantova con Petrov, poi c'è De Bail, Bueno, tallonato da Portuga, palla che finisce fuori, sarà rimessa per il Mantova. Attenzione, ancora Portuga. Bueno scarica su De Bail, Sutton recupera la posizione, anche il pallone inseguito da Elisandro, scarica bene, arriva questo pallone per Sutton, la finta, ancora Sutton, va a terra, sembrava ci fosse stato il contatto con Duarte, ma secondo Di Lorenzo, fischietto di linea, non c'è nulla, quindi rimessa per la Real. Attenzione, ci prova in qualche modo Portuga, guadagna, vediamo dove posizionare la palla Duarte, sarà calcio d'angolo direttamente dentro, palla per nessuno a metà tra Portuga e De Luca. Petrov, un paio di finte, punta il fondo, Petrov il tiro, palla fuori, era inseguito da Elisandro. Petrov ha fatto buona guardia, perde palla Real San Giuseppe, Savolainen, palla, c'è il tocco di Portuga, tanto Petrov per la rimessa. Bueno, palla dentro per Sutton, in 2 tempi, controlla ancora Bueno, De Luca su di lui, Sutton, De Bail, Bueno, il tiro, c'è una deviazione di De Luca, poi la parata di Montefalcone, prima parata per il numero 1 ospite. Pronto De Bail, la battuta del calcio d'angolo, c'è il movimento di Bueno, preferisce andare fuori, era Petrov e De Bail è andato alla conclusione.
Pronto Montefalcone a rimettere in gioco il pallone per Real San Giuseppe. Savolainen, lancio lungo per Petrov, troppo lungo, non ci arriva, è il numero 23 che la chiede più bassa. Tanto De Luca si appresta a battere questo fallo laterale, appoggia sul capitano. Tanto Bueno di testa, la mette giù Elisandro che prova il tiro, fuori dallo specchio. Tanto Mister Jeff dà le indicazioni a Sutton, proprio il numero 9 a ricevere il pallone, appoggia fuori per Petrov. Bueno, De Bail attaccato da Duarte. Bueno, Elisandro su di lui, poi De Bail, si scontra Bueno con Duarte, si continua a giocare. De Bail, c'è il tocco di Elisandro, sarà calcio d'angolo, però arriva il fischio adesso di Suelotto, ma non c'è nulla, scontro di gioco secondo gli arbitri, quindi si può continuare a giocare. Petrov, palla dentro, la difesa libera, riparte il Real San Giuseppe, ma Portuga allarga male verso De Luca e quindi svanisce l'azione offensiva degli ospiti. Petrov intanto, ancora Petrov, rimessa laterale ancora per il Mantova, c'è il movimento di Bueno, De Bail si sposta, scadono i secondi a disposizione di Petrov per rimettere in gioco il pallone e quindi cambio battuta. Pronto De Luca, ancora Duarte con Montefalcone fuori dai pali, poi l'appoggio di Montefalcone su Elisandro. Duarte ancora, De Luca cerca di far girare palla Real San Giuseppe, attenzione, De Luca ancora, Duarte, Portuga si fa portare via la palla da De Bail, palla che torna a Montefalcone che la spara direttamente fuori. Bueno è già pronto per la rimessa laterale, Elisandro controlla le operazioni del Mantova. De Bail, il tocco direttamente fuori, poi Duarte, Portuga, De Luca, suggerimento all'indietro, c'è il pressing di Petrov, spazza Montefalcone direttamente sul fondo. Bueno, Petrov, attenzione, c'è il pressing alto della Real San Giuseppe, ma c'è la deviazione di De Luca sul fondo. De Bail, palla per Sutton, Sutton controlla, si continua a giocare. Duarte recupera bene il pallone, Portuga, Sutton su di lui, palla arriva a Elisandro che apre bene su Duarte, Elisandro ancora, finta il tiro, poi lascia a Duarte, c'è il pressing di Bueno, Portuga inseguito da Sutton, Duarte, Elisandro ancora, De Luca allarga per Portuga, buona idea ma lancio troppo alto, esce Portuga, primo cambio per Fernandez, al suo posto Alex. Petrov intanto va a terra, sarà solo rimessa laterale per il Mantova, intanto è entrato anche Titon per il Mantova. De Bail, ecco Titon che tocca il primo pallone, Petrov gira tutto per Sutton, subito pressato da Duarte, poi scarica su De Bail, Titon,
deve inventare qualcosa, appoggia dietro per De Bail, intercettato il pallone da Alex che ha spazio, poi De Luca, Duarte per Elisandro, esterno sinistro per Alex, attenzione, la difesa recupera in qualche modo, difesa del Mantova su Elisandro che aveva fatto una gran finta, tanto palla che arriva a Savolainen, De Bail, Petrov, De Luca su di lui, Petrov ancora un paio di finte, poi parte, palla dentro, Duarte capisce tutto, ma Real San Giuseppe non riesce a ripartire, Mantova che rimane in possesso palla, attenzione De Bail, poi Titon, ancora Titon, appoggia su Sutton, c'è spazio, Petrov ancora, una finta, poi il tiro di destro, murato da Alex e quindi angolo, non è intervenuto Imparato, numero 49, che probabilmente non aveva visto la deviazione. Titon appoggia per De Bail, De Bail per Sutton, Sutton per Titon ancora, fa girare bene il pallone il Mantova in questa azione, De Bail si allunga troppo però, Titon prova a spazzare, poi Petrov la mette giù ma male e se la allunga. Imparato riceve il pallone adesso da Alex, chiama Montefalcone, lungolinea per Portuga, Portuga non si fida, torna su Imparato, attenzione, Portuga sorpreso dal passaggio di Imparato, spazza, poi recupera per un attimo Raul, numero 18, entrato al posto di De Luca, attenzione, eccolo qua, Raul, salvataggio di Titon in scivolata, se ne stava andando il numero 18, andrà Alex a battere questa rimessa laterale, tanto Raul chiede una distanza probabilmente, Portuga fa movimento, Raul ancora con la palla, scarica adesso su Portuga che riceve il pallone di ritorno, riesce a tenerla, no. Scambio con Alex, De Bail prova a imbeccare Leo, ma tiro intercettato da Raul, eccolo qua il numero 6 Leo, Titon, corridoio per De Bail, fallo, punizione per il Mantova, primo fallo del match, sono passati 7 minuti, partita fin qua molto corretta, anche se con agonismo. Intanto era entrato Ganzetti ma perde sangue dal naso e quindi è costretto a uscire, al suo posto Baroni. Solo un uomo in barriera per il Real San Giuseppe, Alex, intanto De Bail appoggia su Leo, Portuga su di lui, attenzione, intercetta Raul per un attimo e la palla arriva comoda a Savolainen, ancora lancio lungo, Titon dentro per Baroni, Titon, incredibile, cosa si è mangiato da due passi il numero 10, Leo, murato da Alex, ma un'occasione veramente incredibile, colto in controtempo, Titon non è riuscito a deviare un pallone facile nella rete degli ospiti, Portuga non va per il sottile, spara la palla fuori ancora, palla che arriva a Titon, Raul non lo fa passare,
Un movimento di De Bail che riceve palla, corridoio per Titon. Pallone troppo forte. Attenzione, Raul! Esterno della rete. Occasione per il Real San Giuseppe. Questo esterno destro del numero 19. Intanto Baroni perde palla. Difesa arcigna, quella partenopea, che non lascia passare nessun pallone. Titon. È ritornato Bueno che riceve il pallone. C'è Leo fuori dall'area. Prova Bueno, la palla è lì. Baroni in due tempi. Forse un contatto falloso. Non c'è nulla secondo gli arbitri. Poi il lancio lungo di Savolainen. Riparte San Giuseppe con Rau che appoggia dietro. Alex scatta, esce Savolainen. Ancora Alex. Dopo il tocco di Baroni sarà rimessa dal fondo. Si arrabbia moltissimo Fernandez. Bello il lancio, ma capisce Bueno le intenzioni. Attenzione, il tiro incredibile. Il cross di Alex per Portuga che viene anticipato all'ultimo. Sarà solo calcio d'angolo, ma Real San Giuseppe vicino al gol per la seconda volta in questo match. Alex Savolainen si oppone, poi Bueno va a toccare di testa e toglie la palla a Raul. Buona idea di Montefalcone, ha cercato di pescare il numero 18. Elisandro, gioco fermo, rimessa per il Mantova. Comunque sia, Savolainen aveva parato la bordata di Elisandro. Savolainen, lancio lungo di Montefalcone senza problemi. Ancora Bueno a contrastare Elisandro. Titon pronto alla rimessa laterale. Leo. Bueno, il pressing di Raul che tallona Bueno. Adesso Savolainen per Baroni. All'inglese l'arbitraggio questa sera. Attenzione, stava per eseguire un bel sombrero Elisandro, ma non gli è riuscito. Intanto Titon appoggia su Baroni. Baroni ancora, un paio di finte. Baroni alla fine perde l'attimo. Imparato intanto Elisandro. De Luca, lancio lungo per il solito Portuga, troppo lungo, nulla di fatto. È il momento di Ganzetti per il Mantova. Che rientra in campo dopo aver bloccato la fuoriuscita di sangue al naso. Intanto Bueno, un paio di finte su Elisandro, ma fisicamente lo sovrasta il numero 99, che ricorda Adriano fisicamente. De Bail appoggia per Petrov.
Tanto Portuga si scontra con De Bail. Se avete sentito un urlo è stato quello del numero 89 della squadra ospite. Poi Petrov mette fuori. Tanto l'arbitro Di Lorenzo chiede se Portuga abbia bisogno di soccorso. Esce dal campo addirittura Portuga, speriamo nulla di grave per lui. Restituisce palla De Luca al Mantova. Petrov, lo stesso De Luca, va a pressare, spara via Petrov, cercava di trovare il movimento giusto di Bueno, ma è arrivata un po' dietro la palla. Intanto Elisandro si avvicina all'area del Mantova, ancora Elisandro appoggia dietro ma spazza Ganzetti. È rientrato anche il capitano del Real San Giuseppe, Duarte, che va alla rimessa adesso. De Luca, si scontrano i due. E quindi la rimessa sarà per il Mantova. Ganzetti tiene il pallone bene, Bueno, ancora Bueno per Ganzetti. Ganzetti appoggia su Petrov, c'è De Bail libero, riceve ora il pallone. Bueno è pronto a scaricare, due uomini su di lui. De Bail appoggia su Ganzetti, Petrov, palla dentro, bella l'idea, ma De Bail era rimasto un po' defilato e quindi Montefalcone ha vita facile nel recuperare il pallone. Elisandro, Duarte, sovrappone Elisandro che riceve il pallone. Alex, Petrov recupera, ancora Petrov, palla dentro di Petrov, Ganzetti e Montefalcone salva il risultato. A 8 minuti e 30 secondi dalla fine della prima frazione il Mantova di Mr. Jeff chiama un time out, vuole vederci chiaro. Saviatesta Mantova 0, Real San Giuseppe 0. Due occasioni per parte, ma i portieri protagonisti, Savolainen per il Mantova, Montefalcone per San Giuseppe. Partita vibrante. Appena un fallo commesso dal Real San Giuseppe, 0 i falli del Mantova, quindi tanto agonismo, ma soprattutto buon calcio. Si vede già l'impronta di Fernandez per la squadra ospite, che è penultima in classifica, quindi alla disperata caccia di punti salvezza. Pronto Petrov, anzi sarà Bueno a battere questo fallo laterale. C'è Petrov libero, Bueno preferisce sparare nel mucchio, ma De Luca capisce. Palla che arriva a Savolainen, non c'è movimento direttamente su Montefalcone. Elisandro, Alex, c'è De Luca, porta via l'uomo. Duarte, ancora Alex che appoggia su Elisandro. Alex, Bueno su di lui, lancio lungo su Duarte, parata di Savolainen sul tocco sotto di Duarte. Sarà calcio d'angolo.
Gioco interrotto per le pulizie di rito dopo le scivolate chieste da Suelotto. Si può riprendere a giocare. Palla dentro, Alex non riesce nella deviazione, De Bail riparte, piroetta ancora, evita un altro uomo, poi il fallo di Duarte. Forse poteva starci anche il giallo, visto che De Bail lo aveva già saltato. Sarà punizione per il Mantova. Solo Alex in barriera, poco distante Elisandro. Vediamo chi tra Bueno e Petrov andrà a battere questo calcio di punizione. Finta di Bueno, arriva Petrov. Ganzetti, Duarte usa il corpo per contrastare il numero 21 del Mantova, poi Elisandro, buone movenze, si allunga il pallone, poi Bueno spara, rientra Sutton e Titon, fuori Ganzetti e Bueno per mister Jeffe. De Luca lungolinea su Elisandro, ancora Elisandro, prova il tiro Alex, ci mette il piede Petrov, quindi calcio d'angolo. Altro cambio per Fernandez, intanto De Luca appoggia per Alex, palla dentro per Elisandro, che però non aveva capito l'idea del compagno e quindi vede scivolare via il pallone. Alex, palla ha imparato ancora Alex, Montefalcone ritorna in porta, intercetta Sutton, poi il colpo di testa di Petrov, poi Sutton nella foga butta fuori il pallone. Sarà rimessa per il Real San Giuseppe. Che sta tenendo il campo molto bene. Tanto Alex punta il fondo, ancora Alex, palla dentro, ma Savolainen raccoglie questo pallone lento. Titon, ancora Titon, prova lui e il gol! Mantova in vantaggio con la bordata di destro di Titon. Sblocca il risultato a 6:25 dal termine del primo tempo. Il numero 10 del Mantova, Titon, cambia dunque il parziale. Saviatesta Mantova 1, Real San Giuseppe 0. Vediamo quale sarà la risposta della squadra ospite in tenuta gialla. Raul, c'è il fallo di Titon su Alex. Che va a colpire la caviglia del numero 19. Raul intanto per Elisandro, mette fuori Petrov, poi appoggia per Imparato, ora Alex, ancora Alex, va al tiro, Savolainen, Titon appoggia, cercava di saltare Alex Titon con un giochino, poi De Bail capisce tutto e evita che Alex riceva il pallone. Imparato, palla per Raul che la mette giù molto bene,
bravissimo, numero 18, ancora Giocchetti. Petrov non si lascia ingannare, però mette la palla fuori. Alex appoggia per Elisandro, ancora Elisandro, ma c'è Sutton su di lui, pari stazza, poi Raul è andato a fare una sorta di blocco velo. Bella l'idea, Elisandro, parata di Savolainen su suggerimento di Alex, ancora Alex. Elisandro si muove in mezzo, Alex, Raul, eccolo servito, Elisandro, il tiro, la parata di Savolainen. De Baili intanto porta via l'uomo, palla per Petrov, attenzione, Elisandro su di lui, poi scarica su Titon, altra bordata e altro gol, raddoppio del Mantova quando mancano 4 minuti e 54 secondi. Grande protagonista Titon e le sue bombe. E arriva adesso il time out, questa volta chiesto dal Real San Giuseppe. Andiamo a vedere Fernandez che invita la calma ai suoi. 2-0, importante per il Mantova, ma ovviamente c'è ancora tutto il secondo tempo, oltre ai 4 minuti e 54 secondi del primo da giocare, e fino adesso il Real San Giuseppe ha dimostrato di poter giocarsela alla pari. Poi ovviamente la differenza per ora la fa Titon, che ha realizzato 2 gol grazie alla potenza di tiro. Raul è pronto a far ripartire l'azione. Portuga appoggia per Imparato, ancora Portuga. Attenzione, Portuga rischia qualcosa, poi è costretto a indietreggiare. Il lancio lungo, De Bail, Baroni, ancora Baroni. Titon, palla dentro, ma De Bail non era partito. Montefalcone, De Baile intercetta, Titon ancora, la parata di Montefalcone. Anzi, è stato proprio Titon a buttar fuori nel tentativo di deviare il pallone. È già pronto Montefalcone. Finta il lancio lungo, la palla è per Portuga, attenzione, Imparato. Leo costringe Imparato al fallo laterale. Portuga di tacco. Raul. Ancora Raul. Cerca di uscire senza successo. Poi Titon, Leo. Attenzione Leo, il passaggio corto, Titon spara via e evita il peggio. Attenzione Portuga, è rientrato Duarte, De Luca. Ancora Duarte, lancio lungo di Duarte per Portuga che la mette giù bene e poi fallo su di lui, si continua a giocare. La rimessa è del Mantova. Leo. Viene
invertita la rimessa, tanto vedete Fernandez che chiama De Luca. Eccolo qua, infatti, il numero 7 che riceve il pallone, Portuga, lascia per Duarte, ecco il lancio per De Luca, chiamato da Fernandez, solo che Duarte è stato impreciso. Ora Leo, De Bail, ancora Leo, attenzione a Titon, mamma mia, Baroni non arriva al momento giusto. C'è da dire che quello di Titon era più un tiro che un passaggio, palla che è schizzata davanti a Montefalcone che ha tentato di opporsi col corpo, ma poi Baroni non è riuscito nella deviazione. Mantova ancora vicina al gol. Portuga, Alex, ancora Portuga, su di lui Titon che intercetta il pallone, poi cerca la deviazione, la trova alla fine. Il 5 di Titon a Geffe, che si complimenta subito per la prestazione fin qui data dal numero 10 che sta decidendo il match. Leo appoggia per De Bail, Titon, parte Baroni, Titon non lo vede, De Bail, eccolo adesso Baroni, palla che però è uscita dal campo. Pronto a rientrare in campo Elisandro al posto di Raul, che in questa seconda parte di primo tempo è parso appannato rispetto ai primi minuti in cui veramente furoreggiava. Alex intanto, Portuga, Alex, pallone di ritorno per Portuga, Elisandro, a metà il passaggio di Elisandro tra Alex e De Luca. Nulla di fatto per Real San Giuseppe, 2 minuti e 29 secondi alla fine della prima frazione. Scatta Leo, ma il pallone di Bueno va direttamente in fallo laterale. Portuga, lancio anche di Portuga direttamente in fallo laterale, qualche imprecisione di troppo. Leo, De Bail, Leo si appoggia adesso su Savolainen, Elisandro Baroni, Alex, secondo fallo per il Mantova, Alex rimane a terra, non dovrebbe essere nulla di grave. De Luca, palla dentro per Elisandro che si gira, Savolainen chiude lo specchio. Bueno di petto, ma rimette in gioco Alex, ora Elisandro, finta il tiro, in scivolata De Bail mette fuori Alex, davanti a lui Bueno, intercetta De Bail, riparte Baroni, corridoio per De Bail, in scivolata, il gol di Bueno, Mantova fa 3-0, azione corale per il Mantova con Baroni che innescava De Bail che in scivolata la metteva in mezzo e Bueno siglava il 3-0. E adesso si fa pesante per gli ospiti che fino a 5 minuti fa erano ancora 0-0, ma poi
Il doppio Titon ha aperto una falla nella quale si è infilato anche Bueno. Tanto Elisandro imparato. Ecco la reazione del Real San Giuseppe, ma poi Alex si aspettava di trovare De Luca in quella posizione, ma De Luca era davanti a Savolainen. Attenzione, Leo appoggia dietro, c'è il tocco, quindi calcio d'angolo. Attenzione Alex va giù, si continua a giocare, Elisandro rimane a terra, Alex mette fuori. Si rialza il numero 19 del San Giuseppe, che è costretto a uscire dal campo. Botta al collo per lui. Dovrebbe ritornare subito in campo, vediamo. Lo fa adesso. Tanto restituita la palla, proprio Alex. Elisandro evita anche Alex, ancora Elisandro, il tiro esterno della rete, non c'è stata deviazione. La reazione rabbiosa del Real San Giuseppe con Elisandro. Attenzione, Leo appoggia per Titon per Petrov, l'esterno alto di pochissimo sopra la traversa. Altra occasione per il Mantova, 54 secondi dal termine del primo tempo. Elisandro, il tiro, la parata di Savolainen. Non ci sta il Real San Giuseppe. Attenzione, imparato, allarga su De Luca. De Luca per Alex. Alex cerca l'inserimento di imparato, eccolo qua, il numero 49. Pallone di ritorno per De Luca, ma troppo lungo. 37 secondi. Pallone che è arrivato direttamente in postazione. Abbiamo evitato che il cameraman venisse preso in piena faccia. Bene così, possiamo continuare la diretta. Attenzione De Luca, l'esterno sinistro, Titon si oppone. De Luca, imparato, Alex punta il fondo, c'è la scivolata di Bueno, Alex ancora in piedi. Fallo contro Real San Giuseppe a 16 dal termine, 16 secondi. Chiede spiegazioni Alex al fischietto Suelotto della sezione di Bassano. Non sembra molto soddisfatto il numero 19, allarga le braccia. Anche un po' di frustrazione probabilmente per il numero 19. Intanto Leo, scavetto a cercare Bueno. Recupera Titon che appoggia su Leo, c'è il pressing di De Luca, 6 secondi, Titon al tiro, intercetta Alex, 2, 1. Titon non lascia neanche tirare Alex. Si chiude dunque la prima frazione con Saviatesta Mantova avanti 3-0 sul Real San Giuseppe Vesuviano. Partita fino a 5 dal termine del primo tempo equilibratissima. Poi Titon ha fatto la differenza con 2 bordate che hanno portato il Mantova sul 2-0. Poi è arrivata la terza rete di Bueno. Ci sentiamo dopo l'intervallo, sempre su PMG Sport.
Torniamo in diretta dal Palaneolù di Mantova per il recupero tra Saviatesta Mantova e Real San Giuseppe. Padroni di casa avanti 3-0, doppietta di Titon e poi Bueno a chiudere il primo tempo. Elisandro è pronto al centro del campo per rimettere in gioco il pallone. L'ok all'arbitro del tavolo Genoni della sezione di Busto Arsizio. Arriva il fischio, si riparte. Montefalcone, palla lunga, Elisandro la mette in mezzo, De Luca arriva tardi. Aveva già spazzato Petrov. Alex per Elisandro, anticipato da De Bail, anzi no, è stato lo stesso Elisandro a toccare almeno secondo Suelotto, arbitro di linea. Fernandez apre le braccia, dice ma com'è possibile? Palla dentro intanto, Bueno trattenuto, si continua a giocare, Elisandro allarga, pallone troppo indietro, Alex non ci arriva. Tanto Mantova, Petrov, De Bail è libero, guadagna metri, palla dentro, Bueno incespica sul pallone, occasionissima Mantova in apertura di secondo tempo per andare sul 4-0, ancora Bueno, si è allungata la Real, Bueno, il suo tiro è fuori, Elisandro intanto per De Luca. Bueno per Sutton, Petrov, ancora Petrov, Elisandro, difensore aggiunto, evita che la palla filtri, poi Alex, la parata di Savolainen, ancora Savolainen. Sbaglia però Bueno. Alex. Palla dentro! Occasione Real San Giuseppe. De Luca era già entrato. Attenzione Sutton, poggia dietro De Bail, De Bail ancora, palla per Bueno, De Bail riceve il pallone, innesca Sutton, Bueno, Montefalcone in scivolata, sarà calcio d'angolo, anzi no, è stato lo stesso Bueno a portarsi il pallone sul fondo nel tentativo di evitare la scivolata di Montefalcone. Tanto Alex non riesce a tenere il pallone in campo. Bueno. Attenzione Alex, Petrov, Savolainen su De Luca ancora. Prezioso Savolainen. Alex, il tiro deviato da Petrov. Alex.
Altra deviazione da parte di Sutton, rimessa laterale del Real San Giuseppe. Attenzione Alex, Sabatti chiede palla. Poi scarica su Montefalcone, il lancio per Elisandro, troppo lungo. Petrov cerca il movimento di Bueno, eccolo qua. Sabatti, palla che esce. Bueno. Petrov. Petrov, palla dentro, attenzione! Parata di Montefalcone, fondamentale su Titon che ha calciato a botta sicura, poi Bueno commette fallo. Si lamenta Alex, che c'è da dire che a livello di falli ne ha subiti parecchi in questa partita. Elisandro. Alex, Elisandro, palla per Raù, che però non arriva sul pallone. De Bail scarica su Savolainen. Ancora De Bail costretto a spazzare, pallone che va direttamente fuori. Alex si muove imparato, poi Raù, ancora Alex, c'è il pressing alto del Mantova a Petrov, Titon sbaglia, imparato, e la rimessa è per il Mantova. Buon momento della squadra di casa. Leo, Titon, Murato da imparato, calcio d'angolo. Petrov, ancora Petrov, De Bail, si perde il pallone. La rimessa è del Real San Giuseppe. Alex poggia dietro, imparato, si muove Raù, ancora imparato, palla che torna a Montefalcone. Ora Alex, ancora, punta l'uomo, palla dentro. Raù non riesce a prenderla grazie a Titon. Ora Leo. Titon cerca Petrov, c'è forse la deviazione di Raù, anzi di Alex, che esce dal campo arrabbiato. Petrov non controlla questo pallone. De Luca. Sembrano saltati un po' gli schemi per Real San Giuseppe, che sicuramente ha fatto la sua partita nei primi 15 minuti. Intanto Titon, De Bail allarga adesso su Leo che ci prova. De Luca butta fuori. Calcio d'angolo ancora per il Mantova. De Bail intercetta Raù per un attimo, poi Leo preferisce ritornare in difesa. De Bail, lancio per Petrov, imparato non ci arriva, ma non la tocca neanche, quindi palla va direttamente fuori. Imparato, Sabatti, ancora imparato, De Luca. Deve spazzare il portiere ospite. Titon, Leo,
Palla per Titon, c'è De Luca su di lui, ancora Titon, raddoppiato da Sabapti. Cerca di ripartire ma sbaglia il passaggio, poi De Luca è bravo, ma Leo gli toglie il pallone, addirittura glielo fa carambolare sui piedi e quindi la rimessa è per il Mantova. Titon, Sabapti su di lui, Baroni imparato su di lui. Calcio d'angolo per il Mantova. Sono passati 5 minuti e 35 secondi, la palla è per Titon. De Bail appoggia su Savolainen, ancora De Bail, c'è il pressing alto, Sabapti, De Bail perde il pallone, Rau, Sabapti, ecco Rau, intercettato il passaggio, Baroni ci mette il corpo. Attenzione, Montefalcone, sbaglia, Leo, palla è per Baroni, Murato da imparato. Attenzione, buono il tiro, Rau conquista il pallone, poi lo spara. Titon se ne va, Titon, Sabapti su di lui, Baroni va al tiro, la palla arriva su Bueno ma non prende il tempo. Parata miracolosa di Montefalcone su Baroni, ci mette il braccio il numero 1 ospite. Tanto Rau, lancio lungo ma stoppato da imparato. Sabapti intanto, Rau ancora, perde il pallone, riparte il contropiede del Mantova, Bueno imparato su di lui, Baroni, vediamo Titon se la tiene in campo. Leo, Baroni per Leo, Titon appoggia su Savolainen, addirittura esce dall'area Montefalcone. Rimessa laterale, attenzione, intercetta il pallone De Luca, fallo su di lui, di Leo. Sembra abbastanza grave. Probabilmente contrasto con il piede basso per De Luca, speriamo nulla di grave. Rimane a terra però il numero 7.
anche Alex va a sincerarsi delle condizioni del numero 7 che sembra poter riprendere a giocare, anzi no, costretto a uscire dal campo. Un applauso per il numero 7. Tanto Portuga è pronto a restituire il pallone, ma doveva attendere il fischio. A terra moralmente De Luca. Savolainen si può riprendere a giocare. Mi spiace vedere queste scene. Portuga. Elisandro per Alex che appoggia Sabapti, va al tiro, Ganzetti lo mura. Va Elisandro a battere questo calcio d'angolo. Portuga fa movimento Sabapti che riceve il pallone. Palla è per Alex, ancora Alex. Portuga, dovrebbe esserci calcio d'angolo per il Real San Giuseppe. Andrà Alex. Tanto Elisandro. Portuga intercetta Petrov, ma rischia di favorire Elisandro, poi Ganzetti di testa. Leo si allunga il pallone, recupera Elisandro, poi Sabapti, palla per Alex, il tiro e la parata di Savolainen. Riparte il Mantova con Petrov, che però viene recuperato da Alex. Rimessa laterale per il Mantova. Bueno per Ganzetti, Sabapti alla meglio, Elisandro allarga per Portuga, ora Alex, Portuga! Cosa si mangia il numero 89? Bello lo scambio con Alex, ma il tiro è fuori. 11 minuti e 29 secondi da giocare. Mantova 3, Real San Giuseppe 0. Attenzione, Alex prova il tiro, la parata di Savolainen in due tempi con Elisandro nei pressi. Tanto Petrov lo insegue Portuga. Petrov torna nella propria metà campo a tutta velocità. Ancora Petrov, lungolinea per Bueno. Ganzetti e la parata di Montefalcone che evita ancora una volta il 4-0 del Mantova. Alex intanto appoggia dietro per Portuga. Sabapti, Elisandro vede Portuga libero. Attenzione Alex, Elisandro, il tiro un po' pretenzioso in questo caso. Defilatissimo il numero 99, tentato una magia impossibile. De Bail, Petrov per Bueno. Bueno perde il pallone, lo recupera Elisandro che innesca Portuga che va al tiro. Fuori. Velleitari questi tiri. Tanto Petrov scavalca l'avversario, ma poi non riesce a scavalcare Sabapti. Una diga che però Fernandez fa uscire. Elisandro intanto per Alex. Alex guadagna spazio. Elisandro, il tiro e la parata di Savolainen. Ancora decisivo, poi imparato. Ancora imparato, calcio d'angolo. Elisandro la mette in mezzo. Alex appoggia per imparato. Altro tiro, terzo tiro di fila per
il Real San Giuseppe, tutti fuori dallo specchio però, quindi non impensieriscono più di tanto Savolainen. Petrov, Bueno trattenuto da Alex, poi Petrov riceve palla da Titon, De Bail, verticalizzazione su Bueno che scarica su Titon, De Bail sbaglia, De Bail, riparte Real San Giuseppe con Alex, Portuga, ancora Portuga per Elisandro che prova ancora il tiro di sinistro, si arrabbia Alex che voleva la palla bassa da Elisandro, il tocco, Elisandro ancora per Alex, Alex tiene il pallone, Portuga sbaglia, imparato, la palla che va direttamente sul fondo. Tanto De Baile invita Bueno ad andare in profondità, attenzione Titon e viene ammonito. Fallaccio al limite dell'area di Titon che nel tentativo di anticipare l'avversario lo va a falciare. Vediamo Alex. Primo ammonito della gara, numero 10 del Mantova, Titon. Continuano a lamentarsi della posizione degli avversari i giocatori del Real San Giuseppe. Alex poggia per Portuga, c'è la deviazione, esulta De Bail, ancora Alex, Elisandro, tiraccio. Savolainen, qualche problema nel recuperare il pallone, sarà rimessa laterale, il tiro del numero 99 ospite è andato direttamente in out. Attenzione, lancio lungo, Elisandro di testa, anticipa Titon, ancora Titon, Raul, Petrov su di lui, bravo Raul a servire Elisandro. Eccolo qua il numero 99, palla per Portuga, il tiro, Raul, mamma mia che palla ha messo davanti ai piedi di Elisandro. Rimessa laterale per il Mantova, Savolainen. In qualche modo Petrov ha tentato di tenerla in campo, ci è riuscito ma ha servito direttamente il portiere avversario. Portuga, palla che è per Raul, Sutton appoggia su De Bail, attenzione Petrov, esce Portuga, rientra Alex, esce anche Elisandro, al suo posto Sabatti. Sarà calcio d'angolo per il Mantova, Sutton riesce a deviare ma in maniera poco efficace. Raul, ancora Raul, va al tiro, murato Raul, Sabatti, Savolainen salva ancora la sua porta, Petrov sbaglia, 2 contro 1, Alex per imparato, recupero di Petrov, palla che finisce sul fondo, calcio d'angolo.
Sabatti, palla su Sutton. Adesso Montefalcone direttamente in porta. Savolainen in 2 tempi. Palla per Sutton. Il tiro di Baroni deviato, l'ha imparato, e quindi calcio d'angolo per il Mantova, che interrompe il pressing avversario a 7 minuti e 2 secondi dal termine del match. De Bail, Baroni ancora per De Bail, corridoio per Baroni, recupera palla Real, imparato, provava a servire Raù. Alex prova, Baroni, corridoio ancora, questa volta per Titon, c'è un po' di confusione in campo, poi Titon è bravo a recuperare la posizione. De Bail su Savolainen, imparato, Savolainen spara fuori. Sabatti per Alex, ancora Alex, Portuga, palla per Raù, parata di Savolainen che poi si prende una pallonata in pancia, Raù che crolla a terra. Arriva il time out chiesto dal Mantova. Secondo tempo decisamente di marca Mantova. Real San Giuseppe che fa fatica a creare, ma soprattutto a concretizzare i dettami di Fernandez. Sei minuti al termine del match, Saviatesta Mantova 3, Real San Giuseppe 0, Sabatti di testa, recupera il pallone, Alex, Sabatti, Portuga, Portuga va lui, Sutton intercetta, Titon, Alex per un attimo, si dicono qualcosa Titon e Alex. Palla che esce. Alex per Montefalcone, rimane Sabatti che riceve ora il pallone. Alex. Portuga per un attimo, Raù intanto appoggia su Alex, ancora Alex, Raù, un paio di finte, c'è Titon su di lui, Raù, c'è il tocco di Titon e quindi la rimessa è per gli ospiti. Sabatti è pronto, Raù incespica al momento clou e sbaglia questa conclusione. De Bail, Titon, Baroni per De Bail, palla troppo dietro. De Bail ci prova comunque. Montefalcone, lancio lungo per Raù, nessuno l'aveva visto, poi fallo di Baroni. E becca
il giallo. Baroni per le proteste. Altra punizione dal limite per il Real San Giuseppe. Esce Raul, ritorna in campo Elisandro. Elisandro va a parlottare con Alex su come battere questa punizione. Probabilmente porta le indicazioni di Mister Fernandez. Arriva il fischio, Alex va direttamente su Savolainen che para. Montefalcone per Savolainen, molto efficace in questa punizione. Portuga tocca il pallone, poi Sabatti, la rimessa è per il Real. Portuga, verticalizzazione per Alex, palla per Portuga, Sabatti, la palla dentro, ma Petrov anticipa tutti. De Bail intercetta e riparte. De Bail appoggia su Leo, scivolata di Portuga, poi Leo, puntata che va direttamente fuori. Rientra Bueno per il Mantova e imparato per il Real. Portuga, c'è Elisandro libero, eccolo servito, ancora Portuga. Elisandro, Portuga, palla che arriva imparato. Elisandro di sinistro, Bueno mette in angolo. Imparato andrà a battere questo calcio d'angolo. Elisandro, la palla è lì. Rinvio dal fondo per Savolainen. Su Bueno, Montefalcone. Altro lancio lungo, come la mette giù Alex, che spettacolo. Alex però viene raddoppiato, Petrov perde il pallone, vediamo se Titon ci arriva, no, non ce la fa. Petrov, il tiro, la parata di Montefalcone, che non si aspettava la bordata di Petrov e è dovuto intervenire con i pugni mettendo in angolo. Non si è inserito Leo e quindi palla che va direttamente sul fondo, anzi fallo laterale. Alex c'è imparato vicino a lui, eccolo servito. Ora la palla arriva a Montefalcone che effettua questo tiro cross che finisce direttamente in fallo laterale. De Bail, Savolainen per Bueno, fallo di mano di Bueno. Conteggio falli 4 per il Mantova, 0 per
Real San Giuseppe. Elisandro appoggia su Sabatti, contrastato in maniera regolare. Numero 2 perde il pallone. Petrov riparte velocissimo. Petrov, la parata di Montefalcone. Attenzione Elisandro. Savolainen spazza direttamente sul fondo. Montefalcone, il lancio per Alex. Che occasione aveva Leo davanti, il numero 19, servito da Elisandro. 2 minuti e 42 secondi alla fine di questo recupero tra Saviatesta Mantova e Real San Giuseppe. Mantova avanti 3-0, secondo tempo senza gol finora. Savolainen. Palla dentro per Petrov. Sabatti su Montefalcone. Raul, Elisandro, imparato. Palla per Raul che sposta Savolainen, poi Sabatti spara altissimo. Leo, Sabatti, non si passa dove c'è il numero 2. Bueno, Leo, allarga su Petrov, Sabatti in qualche modo aveva anticipato Petrov toccando il pallone, poi ovviamente nella scivolata è andato a travolgerlo Sabatti e quindi l'arbitro Suelotto ha fischiato il fallo. Poteva starci, come anche poteva starci non dare questo fallo, visto che Sabatti aveva anticipato Petrov. Elisandro, unico in barriera. De Bail per Bueno, Bueno, la parata di Montefalcone. Raul, palleggio delizioso, poi palla Sabatti. Mantova per un attimo recuperava il pallone, poi Montefalcone spara fuori. 1 minuto e 33 secondi alla fine del match. Mantova che vincendo oggi, fallo di imparato su Bueno intanto. Dicevamo Mantova vincendo oggi aggancerebbe Eboli a 24 punti, ma Eboli che ha comunque una partita da recuperare, quindi un aggancio temporaneo. Tanto Bueno, pronto alla battuta, diretto, palla fuori. Arriva un nuovo time out chiesto da Fernandez, che non ci sta.
per San Giuseppe, invece sarebbe l'8ª sconfitta di fila. Ovviamente il mister spagnolo è arrivato da praticamente una settimana, neanche, non ha avuto ancora tempo di dare l'imprinting alla squadra partenopea. Sicuramente questa sfida infrasettimanale non l'ha aiutato a preparare al meglio. La seconda parte di stagione, intanto Montefalcone per Elisandro, De Bail su di lui, portiere di movimento Alex, Portuga, Alex, Elisandro per Portuga, Elisandro, c'è Sabapti, attenzione, Petrov, Sabapti, Elisandro, c'è la deviazione di De Bail, calcio d'angolo, Real. Attenzione, Alex, Elisandro, Portuga, palla dentro, Raul, Sabapti la mette dentro, accorcia le distanze il Real San Giuseppe a 55 secondi dal termine. Il grosso del lavoro l'ha fatto Raul, ma sul taccuino finisce probabilmente Sabapti. De Bail, Elisandro in pressing, Savolainen, colpo di testa di Petrov che rischiava di cogliere impreparato Montefalcone. Elisandro si gira, ancora Elisandro, palla per Alex, Elisandro, Petrov, attenzione, Petrov, Sabapti riesce a stopparlo, incredibile, 1 contro 1, Alex ora per Portuga, la parata di Savolainen, 3 contro 2, Petrov, Alex para, cerca di ripartire, 10 secondi, Alex ancora, Savolainen, lancio lungo, Elisandro, Raul e finisce triplice fischio, recupero tra Saviatesta Mantova e Real San Giuseppe, finisce 3-1 per i padroni di casa che torneranno sabato prossimo alle 17 sempre al Pala Neolù di Lunetta Mantova per una nuova sfida di campionato, seconda vittoria consecutiva per il Mantova e, come si diceva, 8ª sconfitta consecutiva per il Real San Giuseppe. È tutto, un buon proseguimento di serata, appuntamento sempre su PMG Sport, un ringraziamento in regia a Sandro Rizzo.